Amici di Sportisti, appassionati di calcio a 5, di futsal, soprattutto a livello giovanile, ben trovati dal Pala Don Bosco. Di fronte il Villauria e il Messina Futsal, la gara valida per la terza giornata del girone B del campionato nazionale juniores, riservato alla categoria appunto under 19, di fronte a due squadre che tra le altre cose si sono già affrontate in campionato, almeno per quanto riguarda gli adulti, per così dire, con il risultato di parità alla seconda giornata di campionato, un risultato che non ha sorriso soprattutto al Villauria, che era andato in vantaggio in più di un'occasione, ma che alla fine ha dovuto lasciare 2 punti per strada. Tante cose ieri la formazione senior ha portato a casa il punteggio, la vittoria per una rete per 4 reti a 1. Adesso siamo pronti per raccontare una gara che prende il via in questo istante con il primo pallone giocato dal Messina, che gioca in maglia bianca. Dentro, non perfetta ma comunque alla fine efficace la presa del portiere Colucci. Palla che finisce in fallo laterale, rimessa per il Villauria. Prova ad andare per il Villauria la Barbera con la palla che va dentro ma non trova rifornimento. Allora il Messina che cerca di andare dall'altra parte con questo pallone servito da Costa, ma che non trova compagni da servire. Giro palla con Scalavino, il Villauria, la palla che diventa buona ancora per il numero 7, per il capitano, nonché uno dei giocatori più importanti ovviamente del roster, in posizione di mister speciale, oggi orfano per così dire della sua spalla affidata, ossia Pietro Bertucci. Intanto c'è un fallo laterale per il Villauria con la Barbera, servizio per Perna, Scalavino, ancora la Barbera che ricciola, va al tiro, viene ribattuto, allora prova ad uscire il Futsal Messina con l'avanzata di Cucinotta fermato dalla Barbera, l'uscita da parte di Azzarello, allora Scalavino può muovere il pallone per il Villauria. La Barbera scambia con il suo capitano, poi Perna ancora di suolata per la Barbera che non trova compagno, allora prova ad uscire ancora con Basi il Messina, ma la palla viene intercettata. Perna, la Barbera, ancora Perna, Scalavino, palla ancora per Perna, Barbera, Scalavino, gira palla con pazienza il Villauria che poi prova ad andare da solo con Scalavino, il tocco che non va,
per la Barbera. Si rammarica il numero 7, mentre Colucci riceve per il Messina, sotto per Cucinotta, poi prova a partire dalle retrovie con Basi, passaggio intercettato allora Scalavino. Scalavino fronte alla porta, va col tiro, colpisce il palo. Paolo Scalavino, sfortunato in questo caso. 3 minuti e 32 giocati nel primo tempo. Ha subito una chance per il Villauria per portarsi in vantaggio. Qui cerca l'uscita con Capo, il Messina che adesso si appoggia a Basi col cambio gioco, la chiusura ai danni di Cucinotta e fallo laterale proprio davanti alla panchina di Mister Speciale. Cucinotta contro per Basi, poi riceve Capo che viene fermato ancora, poi in pressione il Laura lascia però spazio alla conclusione di Capo, para Azzarello. Qui è uscito bene dal pressing il Messina e ha sfiorato il gol del vantaggio. Basi affrontato, costretto a indietreggiare, poi Cucinotta sbucchiaia, la palla recuperata da Ingrassia e Villauria che può tornare in possesso del pallone con i primi movimenti sulle due panchine sia per Mister Speciale che per Mister Interdonato, che è l'allenatore del Messina ovviamente. Scalavino, Perna, suolata all'indietro ancora per Scalavino, poi la Barbera. Scalavino prova ad andare, poi suola ancora per la Barbera che va sul secondo palo, non trova compagni, ha intercettato la sfera Cucinotta che però non è riuscito praticamente ad autolanciarsi, la sfera è finita fuori. Ricordo, come dicevo ieri, che campioni in carica del Villauria sono iscritti a entrambi i campionati riservati alla categoria juniores, sia alla competizione nazionale che a quella regionale. Attenzione alla ripartenza del Messina, intercetta molto bene Ingrassia, può diventare un 3 contro 1 per il Villauria. Perna prova ad andare dentro, secondo palo Colucci, prima di Scalavino a intercettare il pallone, poi l'uscita con la chiusura ai danni di Costa, tutto ok secondo l'arbitro. Poi Scalavino resiste a una carica, tocca per Perna, suolata a sinistro, Colucci in angolo, direttore di gara che segnala probabilmente un fallo commesso dal Villauria in precedenza. E dunque primo fischio, che in realtà non è un fischio perché è un cumulativo in favore del Futsal Messina. Calcio d'angolo, Scalavino prova ad andare, poi il tocco per Ingrassia che ricomincia al piccolo trotto, poi Perna per la Barbera, ancora Perna, si è liberato, Perna fermato in maniera provvidenziale da Basi, poi ancora pallone buono per il Villauria con la Barbera che viene fermato, resiste anche ad una carica Ingrassia. La Barbera guarda i compagni, il numero 8 che poi sfrutta il blocco di Scalavino, il tocco per Perna, spazio per il suo sinistro, poi decide di andare in combinazione con Ingrassia, esce con i tempi giusti Colucci. Intanto palla persa da Cucinotta, rimessa Villauria che adesso sta iniziando a esercitare la sua pressione sugli avversari. Perna, tocco all'indietro, poi ancora palla buona per la Barbera. Scalavino va a puntare Basi, poi torna indietro alla Barbera, spazio per calciare, in effetti calcia, trova la respinta ma c'è Perna. La Barbera, Scalavino, palla non pulitissima, Scalavino la controlla, ancora la Barbera, ancora spazio per il suo tiro e ancora Colucci, questa volta con i piedi a dir di no, mentre
mentre sono quasi finiti i primi 7 minuti di partita, molto scorrevole, almeno in queste prime fasi. Scalavino intanto per il Villaurea, prova a convergere il capitano, la palla ancora incollata al destro, la Barbera poi pulisce per l'arrivo di Minnone che fa il tiro. Appena entrato in campo Minnone al posto di Perna. Qui intanto pallone recuperato da Ingrassia. Il vantaggio del Villaurea, 7 minuti 28 secondi e la firma è di Ingrassia e dunque sblocca il risultato del Pala Don Bosco su un'ingenuità abbastanza grave da parte del quintetto in maglia bianca in uscita. Abbastanza banale l'errore. Riprende il gioco qui al Pala Don Bosco con il pallone messo fuori da Scalavino. Rimessa per il Messina, intercetta Scalavino, poi Ingrassia prova ad andare. Scalavino tocca per La Piana, anche lui appena entrato in campo. Palla per Ingrassia, scarico fuori per Scalavino che ha spazio, finta il tiro Scalavino, poi suola verso La Piana. Tocco di Minnone ancora per il numero 5 del Villaurea. Scalavino arriva, La Piana che piazza! E trova il 2-0, tutto facile per il Villaurea che raddoppia subito con la rete di La Piana dopo 8 minuti e 9 secondi, come potete vedere anche sullo sfondo. Ha già raddoppiato la squadra di Mister Speciale che adesso manda nella mischia Pecoraro al posto di Ingrassia. Un gol e un assist per il numero 9. Come dicevo in precedenza, il Villaurea, mentre qui palla buttata via dal numero 6 del Messina, ovvero sia Corrieri. Dicevo Villaurea che ieri ha ottenuto la prima storica vittoria in Serie B 4-1 ai danni dell'Arcopaleno Ispica in quello che era uno scontro diretto a tutti gli effetti, ultima contro penultima. Entrambe cercavano la prima vittoria in questa stagione, l'ha ottenuta la squadra guidata da Antonio Gallo che ieri non ha lasciato scampo. Agli uomini di Flores, un 4-1 che rivedremo ovviamente negli highlights che produrremo dopo le difficoltà tecniche abbastanza importanti avute nella giornata di ieri nella trasmissione in diretta della partita. Intanto Minnone, Scalavino sterza, palla per Minnone, il movimento a tagliare di Scalavino, Pecoraro pulisce per La Piana e ancora un giro palla molto fluido, molto efficace da parte degli uomini in maglia verde con Scalavino. Pecoraro ancora per il 7, La Piana, Scalavino spalla alla porta a Pecoraro che poi va a puntare e salta. Pecoraro si presenta, altro dribbling, era andato a calciare. Il direttore di gara aveva visto un fallo precedente ai danni di Mattia Pecoraro, allora calcio di punizione, primo fallo commesso dal Messina dopo 9 minuti e 35 di gioco. Siamo già a metà della prima frazione praticamente, è come se non si fosse giocato in tempo effettivo di fatto più al Pala Don Bosco. Ripeto, gara molto scorrevole, pochissime interruzioni, questa è una delle prime. Basti vedere che il conto falli recita 1-1, merito soprattutto ovviamente del Villaurea e della sua supremazia. Scalavino, la punizione piazzata, colpo di testa di La Piana, arriva la rete del 3-0 con Cristian La Piana, doppietta per lui che è entrato a partita in corso, ha già timbrato il cartellino 2 volte. 3-0 Villaurea, partita che sembra aver già intrapreso la discesa, mancano ancora
poco più di 30 minuti alla fine, però la sensazione è che per il Villauria sarà un'altra giornata molto proficua. Tanto è entrato Lisitano per il Messina. Scalavino lascia scorrere per Azzarello. Gioca anche con la forza dei nervi distesi, chiaramente il punteggio aiuta, il fatto di essere più forti dei propri avversari aiuta ancora di più. Scalavino, Minnone, Lapiana, ancora per Paolo Scalavino, che è un ragazzo che si sta abituando alla Serie B, un campionato seppur di caratura nazionale come la Juniores, vinta l'anno scorso tra le altre cose, può sicuramente rappresentare quasi un cortile di casa per uno che ha già dimostrato grandi qualità, grandi abilità. Pecoraro, Scalavino, gira palla con pazienza il Villauria. Lo Scalavino che ancora si muove guardando fisso negli occhi Cucinotta. Minnon, tocco sulla stessa banda per Lapiana che scarica indietro. Pecoraro si impegna, la tiene in campo, anzi no. Pecoraro al primo anno qui al Villauria, che aveva iniziato l'anno scorso insieme al suo grande amico, anche lui presente in roster, mentre qui attenzione a Scalavino. Scalavino arriva anche la sua firma, arriva il gol del 4-0 per il Villauria. In gol il capitano di Mister Speciale, che qui va ad accomodarsi in panchina, un po' di riposo per lui. Comincia ad ampliare le sue rotazioni con l'ingresso anche di Muratore, Mister Speciale, mentre qui intanto la conclusione di Pecoraro. Altro recupero palla abbastanza facile, troppo facile. Colucci intanto va a rinvio con le mani, Lapiana di testa mette in angolo. Anzi, facevo riferimento a Mattia Pecoraro, che l'anno scorso ha iniziato dal Palermo Calcio a 5, poi esperienza al Futsal Emiri. Intanto palla recuperata per un attimo da Minnone, e allora Cucinotta dopo il fallo laterale fa passare il pallone a Zarello con calma. Minnone può ripartire, dicevo di Pecoraro e di Guglielmini l'anno scorso, prima Palermo Calcio a 5 nella formazione anch'essa Juniores, poi Futsal Emiri in C2 e adesso la ribalta del Villauria anche con una convocazione in prima squadra. Entrambi l'anno scorso hanno debuttato in C1 in prima squadra sotto la guida di un vero e proprio santone. Intanto qui fallo di Minnone, calcio di punizione, fallo su Barbagallo, altro ingresso dalla panchina. Dicevo, un altro santone del calcio del futsal siciliano come Roberto Zapparata, li ha fatti debuttare in alcune occasioni anche in prima squadra. Possibilità che per entrambi ci saranno, ovviamente anche probabilmente in Serie B, ma sicuramente saranno protagonisti delle due formazioni under 19 che il sodalizio salesiano propone. E qui intanto c'è il tocco di Lapiana sul tentativo di Barbagallo e allora rimessa per il Messina. Cucinotta controlla ma non la tiene in campo e allora Villauria che torna ad attaccare. 7-13 da giocare nel primo tempo, risultato già messo in discesa, ricordo, gol di Ingrassia, doppietta di Lapiana, gol di Scalavino. Pecoraro, tocco per Minnone. Lapiana
Muratore però a puntare, poi torna indietro. Ancora palla di Lapiana, perfetta per la corsa di Muratore che non la tiene. Allora rimessa Messina. Qui la palla però persa. Muratore la fa passare, la tiene in campo Cucinotta, sembrava destinata a uscire questa palla, poi in pressione Minnone mette in fallo laterale. Ultimi 6:30 del primo tempo. Intanto il direttore di gara che ha qualcosa da ridire con Basi. Recupero, l'ennesimo da parte del Villauria. Minnone per Lapiana. Ancora Minnone, ancora Lapiana. Sulla stessa banda per Muratore che fa passare Lapiana. Gran parata da parte di Colucci che nega la tripletta alla Piana. Lapiana dei protagonisti della scorsa cavalcata fino al titolo nazionale. Pecoraro va a puntare, tutto chiuso per lui, allora si ricomincia. Lapiana guarda la porta, spara il destro, Colucci con i pugni. Allora rimessa ancora in zona d'attacco con Lapiana che ha il destro caldo, lo ha confermato ancora una volta. Muratore, Pecoraro. C'è l'1-2 che non si chiude per l'errore da parte di Minnone. Pecoraro però recupera, ancora Pecoraro, il dribbling. Pecoraro mette dentro, Colucci smanaccia in qualche modo per un'uscita sulla Piana che lo anticipa. C'è stata però la deviazione del portiere nello scontro e allora rimessa. Già battuta per il Villauria con Pecoraro che finta l'1 contro 1. Poi scambiano Minnone e Muratore. Ancora Pecoraro. E la suolata un po' pretenziosa da parte di Minnone che poi recupera, poi la perde. E allora attenzione all'opportunità con il palo colpito da Barbagallo. Qui leggerezza da parte di Minnone e per poco non arrivava il gol. Sarà fallo laterale, ma qui un rischio eccessivo. Per carità il punteggio consente qualche giocata un po' più allegra, per così dire. Però sempre meglio cercare di evitare, anche per mantenere la porta inviolata, se non per meriti altrui e non per errori propri. Pecoraro. Poi ancora un pallone perso da Minnone. Pecoraro prova a recuperarlo, lo fa senza commettere fallo, allora 3 contro 1 per il Villauria. Muratore con la suola prova a far passare, non ci riesce, poi ritrova la sfera e allora ricomincia. Lapiana. Azzarello praticamente mai impegnato, salvato dal palo nella scorsa circostanza. Qui il lancio che trova il suo dirimpettaio, Borussia Colucci. Cucinotta, anzi Barbagallo. Passa proprio da Cucinotta. Basi scucchiaia per Barbagallo, la palla non arriva e allora la lascia uscire per un rilancio direttamente dalla linea di fondo campo Francesco Azzarello. La rimessa battuta all'indirizzo di Lapiana, poi Muratore e ancora Lapiana che riceve da Minnone. Scambiano i due. Pecoraro cerca in profondità sulla stessa banda Muratore e la chiusura da parte di Barbagallo. 3:39 da giocare nel primo tempo. Ritmi che sono inevitabilmente calati con Lapiana che viene servito all'improvviso in profondità. Lapiana suolata per sterzare, ancora Lapiana. Pecoraro se la sistema, Pecoraro va sul fondo, va dentro poi Colucci la buona guardia della sua porta. Basi pressato da Muratore che non lo lascia uscire senza commettere fallo, poi a un certo punto si gira a vuoto Lapiana che ha rischiato anche di farsi male. Qui la scivolata poi ottima da parte di Pecoraro su Cucinotta mentre stanno per iniziare gli ultimi 3 minuti del primo tempo
ha giocato su buoni ritmi, qui calcia male intanto Barbagallo, dicevo buoni ritmi da una parte e dall'altra. Chiaramente il Villaurea ha dimostrato una superiorità che già sulla carta era nota, mentre intanto mister Speciale rimanda in campo Perna e richiama in panchina Minnone. Pecoraro per La Piana. La Piana finge di lanciare, poi va da Pecoraro che rischia il dribbling, allora Cucinotta davanti ad Azzarello, non riesce a calciare tra i pali, la palla finisce fuori, voleva un calcio d'angolo il numero 4 Andrea Cucinotta. Pecoraro all'1 contro 1 proprio con l'autore del tiro precedente che lo ferma in fallo laterale. Rimane in attacco il Villaurea. Ultimi 2 minuti e 16 secondi. La Piana. Conclusione deviata e la palla che finisce in rete per il 5-0. La firma anche di Muratore con un tiro dalla distanza deviato da un difensore del Messina. Cambia ancora il punteggio a 2-0-4 dalla fine del primo tempo ed è il Villaurea che compie ancora la rete dei peloritani, mentre qui c'è la fuga di Costa che però si perde il pallone, che va oltre la linea di fondo. 1:47, quindi poco più di 100 secondi alla fine. Perna va sul fondo, fallo da Cucinotta, calcio di punizione, secondo fallo anche per il Messina, 2 ne ha commessi il Villaurea, mentre è entrato Guglielmini al posto di Pecoraro. Staffetta tra i due grandi amici per un calcio di punizione che verrà battuto da La Piana. La Piana lascia l'incombenza a Perna. Nel fischio lo schema per La Piana, tiro ribattuto per La Piana che va sul pallone. Poi palla intercettata da Guglielmini, rimessa per il Messina. Palla lanciata in avanti, non può arrivare in questo caso il numero 10 Cavo. La Piana fermato da Costa. C'è l'attacco qui da parte del Messina con la palla che arriva, la chiusura sulla conclusione ancora con Vasi che può andare, Vasi fermato da Perna, vediamo se si scatena il numero 10, la palla lungo linea per Muratore che va dentro, chiude forse con un braccio Cucinotta, l'arbitro lascia giocare, allora attenzione al 3 contro 1 intercettato dalla Piana, diventa 3 contro 1 dall'altra parte, La Piana dentro per il tiro sul palo, La Piana ancora palo e poi la palla messa fuori dallo stesso La Piana, doppia clamorosa palla gol col palo di Perna, il palo di La Piana. Tutto ciò a 35 secondi dalla fine del primo tempo, poteva essere già 6-0 in favore del Villaurea. Questo primo tempo, palo di Perna probabilmente anche indotto dall'intercetto da parte di Colucci, che alla fine ha anche esultato in maniera abbastanza carica, un po' smodata forse, però figlio anche della tensione di una partita in cui comunque, nonostante lui stia facendo comunque ottime cose, perché almeno 4 interventi importanti
portano la sua firma. Alla fine però il punteggio dice 5-0 e poteva dire anche qualcosa di più. Guglielmini prova ad andare, ancora Guglielmini, il tiro parato da Colucci, e dovrebbe essere questa l'ultima emozione del primo tempo, che si chiude, come vedete, in sovraimpressione sul punteggio di 5-0 per il Villauria. Ha sbloccato Ingrassia, gol di Scalavino dopo la doppietta di Lapiana. Infine il 5-0 firmato da Muratore. Noi andiamo in break, ovviamente restando connessi qui dal Pala Don Bosco in attesa del secondo tempo di Villauria Futsal Messina. Ricordo ancora una volta, gara valida per il girone B del campionato Under 19 Juniores nazionale. Andiamo in break con alcuni nostri contributi dagli altri campi, voi restate con noi. Mazzarese e Don Carlo Misilmeri di fronte per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Si torna in campo 2 settimane dopo la gara di andata vinta dalla formazione oggi in casa guidata da Salvatore Utro grazie alla zampata vincente di Federico Matera. Si gioca in una giornata che con la metà del mese di novembre ha ben poco a che fare. In ogni caso mettetevi comodi per questi 90 minuti che assegneranno uno dei 4 posti per le semifinali, e parte forte la Mazzarese con la palla sotto per Claudio Di Giuseppe, il quale si gira in un fazzoletto, calcia con il destro, batte Marino che torna in campo e soprattutto porta in vantaggio la Mazzarese, situazione di assoluta parità. Dopo 2 minuti e 20 secondi impatta la formazione di mister Chianetta, che poi subisce l'iniziativa inevitabile da parte della Don Carlo Misilmeri. Qui l'uscita di Furnari sui piedi di Mario Secan. Insiste la squadra in maglia blu, ancora con Secan che parte sul filo del fuorigioco. Questa volta Furnari bravissimo a bloccare in 2 tempi la giocata col destro dell'attaccante africano. Ancora Don Carlo Misilmeri che attacca, questa volta a destra con Concialdi, il cross sul secondo palo, Caracappa tocca male, non riesce a ribadire in rete. Poi venendo avanti col cronometro c'è il calcio di punizione di Concialdi, la testa di Cerniglia e la palla che esce di pochissimo, c'è anche deviazione, il direttore di gara concede calcio d'angolo, ma ancora la squadra di casa che attacca sul settore di sinistra, questa volta con Lucera, il quale guarda la porta, converge, va alla conclusione con il destro, la palla sorvola di poco la traversa, resiste lo 0-1, poi una veloce su calcio d'angolo per la Don Carlo, questa volta un Caracappa che arma il destro, c'è la deviazione, poi Furnari che mette ancora in calcio d'angolo, insiste la Don Carlo, secondo minuto di recupero, corner da destra, batte Concialdi, l'uscita non granché di Furnari, la palla su Pellegrino che calcia con il destro, lui che è mancino puro, non sbaglia nella porta vuota, 1-1, si riequilibra il punteggio della gara secca, ma torna avanti nell'aggregate la Don Carlo Misilmeri poco prima del fischio di fine primo tempo. Veniamo allora alle immagini con il secondo tempo dal Giovanni Aloisio, con la Don Carlo che però insiste, non si ferma, attacca dopo 1 minuto il cross per la testa di Secan e poi cerca la girata Lucera, la palla fuori di pochissimo, poi prova a reagire la Mazzarese, una delle prime azioni dall'inizio della partita con Di Giuseppe per Galfano, l'uscita coraggiosa da parte di Simone Marino, ma occhio qui al calcio di punizione, minuto 63, Piero Concialdi, la palla sul sinistro, la traiettoria è perfetta, ma è bravissimo Furnari a mettere in calcio d'angolo con un volo plastico alla sua sinistra. Pochi minuti dopo, calcio d'angolo ancora per la Don Carlo Misilmeri con la palla sul destro di Lucera, il cross sul primo palo spizzato verso Secan che anticipa anche Giuliano, mette la palla fuori. Assalta all'arma bianca della Mazzarese che crea spazi per i contropiede da parte della Don Carlo Misilmeri. Nel frattempo è entrato Iraci, il quale conduce, palla al piede, poi calcia con il suo destro, la palla non scende a sufficienza per battere Furnari. Qui però sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Mazzarese, il recupero palla da parte della Don Carlo con il tocco di Lucera per Caracappa che può scappare da solo verso la porta avversaria, guarda Furnari e sfida 1 contro 1, la vince però Samuele Caracappa, primo gol tra i professionisti per il centrocampista arrivato dalla Primavera del Palermo, ma è soprattutto il gol che porta la Don Carlo Misilmeri sul 2-1 e a 17 più recupero dalla fine, è quasi una certezza, un certificato di passaggio del turno per la squadra guidata da Utro che applaude i suoi giocatori, ma non è finita qui perché la Don Carlo cercherà addirittura di porre il definitivo sigillo sulla partita. Qui un cross dell'inesauribile Fricano smanaccia in qualche modo Furnari, poi la palla
per Lucera, il quale finta, si porta la palla sul sinistro, prova il tiro, la palla si alza sopra la traversa, poi ancora la giocata col tacco di Raimondo Lucera, che poi prova a dribblare un paio di avversari, è costretto però a ricominciare la palla dalle parti di Pellegrino, poi il cross di prima all'indirizzo di Secan che brucia tutti sul filo del fuorigioco, calcia col sinistro, la palla sibila alla sinistra di Furnari leggermente sul fondo, ancora spazi per le ripartenze di Lucera che qui viene fermato da un difensore avversario, l'errore però nell'alleggerimento in anticipo sul russo, la palla finisce sui piedi di un altro giovane, ovvero Sino, il quale col destro impegna Furnari in quella che è l'ultima parata della partita. Non succede praticamente più nulla fino allo scoccare del quinto minuto di recupero, quando il direttore di gara, il signor Milone di Barcellona Pozzo di Gotto, pone fine alla partita. La Don Carlo Misilmeri dopo l'andata vince anche il ritorno, batte la Mazzarese in rimonta per 2-1 e si assicura un ticket per le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Da Sportisili è tutto, alla prossima! Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al palazzetto dalla chiesa Setti Carraro di Bagheria, provincia di Palermo. C'è Real Termini Mirto e la sesta giornata del girone H di Serie B, soprattutto qui in casa. L'ultima fu contro il Drago Acireale, finì 7-4, occhio però al tiro e c'è la rete del Mirto subito, il gol segnato dal solito Bracci, 1-0. Sono 17 in stagione, mamma mia, sempre più devastante. Ancora Pedace fermato, c'è Musin, la scivolata di Pedace a vuota, ancora Musin, largo pallone di Lucchese, Bracci con il braccio, calcio di rigore per il Real Termini, espulso Bracci per doppia ammonizione. Lucchese, il pareggio del Real Termini, 1-1. Sul calcio di rigore a guardare la partita, quando ci sarà il match successivamente loro. Pass! Bello, bello, bello il gol di Caio Pass. Quindi se volete potete fare tutti gli switch che volete. Il tiro e il grandissimo gol di Caio Pass. Mamma mia come l'ha messa là sopra. Rischia l'arbitro, Pedace in mezzo al tiro da parte di Torres che esulta tantissimo. 4-1 Mirto. Pallone che arriva ad Alba. Ancora Pedace, finta su D'Alba col sinistro, non la porta avanti, pass, altro tiro, risponde D'Alba, ancora pass in mezzo Pedace, a segno anche lui lo scambio con Caio Pass. Il gol del 5-1 del Mirto. Avanza Lucchese in diagonale, preciso, 2-5. Il Real dimostra di essere vivo in qualche modo. Scatta Pass, c'è il tunnel verso Paisano, pallone di ritorno, Pass, sono 3 oggi. Fair play anche a fondo campo. Dischetto, c'è il gol di Cassar, potente. Cassar, Fuschi, Cassar ancora! Doppietta immediata, 4-6. 2 gol nel giro di 20 secondi per il Real Termini.
pallone in mezzo, arriva Pedace in contropiede, porta super vuota per il gol di Pedace che manda al tappeto il Real Termini 7-4. Il gol di Pedace ha rassicurato tutti. Sirena, c'è la fine del match. Real Termini 4, Mirto 7. È il quinto risultato utile di fila per i calabri. Rientriamo dal Pala Don Bosco, secondo tempo in arrivo tra Villaurea e Messina Futsal, gara valida per il campionato nazionale juniores under 19, con il Villaurea che, come vedete in sovraimpressione, è in vantaggio con il punteggio di 5-0. Ricordo ancora una volta la successione delle reti, il vantaggio firmato da Ingrassia, la doppietta di Lapiana, il gol di Scalavino e alla fine il 5-0 firmato da Muratore. Inizia in questo momento la ripresa con il Villaurea che schiera Pala in porta, non più Azzarello, compito ultimato probabilmente per il titolare di questa maglia. Poi per il resto ci sono tre quarti del quintetto di movimento che hanno iniziato la partita, ovvero la Barbera con il numero 8, Scalavino con il numero 7 e Ingrassia con il numero 9 a completare. Ci pensa Antonino Orlando, maglia numero 4 per lui. Dall'altra parte confermatissimo Colucci in porta, con lui c'è Cucinotta col numero, anzi scusate, c'è Costa col numero 8, c'è Basi con il numero 7, Cavo con il numero 10 e infine Girardi, novità rispetto al primo tempo, con la maglia numero 18. Lo vedete adesso in pressing, mentre intanto è rimasto giù Scalavino, si rialza per fortuna. La palla in profondità per Ingrassia, ricomincia da Orlando, poi Scalavino, Ingrassia, Scalavino taglia il campo in orizzontale, poi appoggia alla Barbera, gestione del pallone molto blanda da parte del Villaurea, che sa ovviamente di avere praticamente la partita in pugno, cerca di affondare soltanto se e quando necessario. Scalavino, la sterzata, accelera, eccola l'accelerata, forse un pestone, sì. Arriva il fischio, arriva il fallo commesso proprio da Girardi ai danni di Paolo Scalavino. Tante cose, c'è anche un fallo cumulativo precedente, quindi già 2 fischi contro il Messina dopo 1 minuto e 41 secondi giocati. Partita comunque molto corretta, come è normale che sia quando ci sono delle differenze così evidenti, soprattutto quando comunque l'avversario inferiore riesce anche, in un certo senso, è brutto da dire, ma anche ad accettare questa differenza. Intanto torna anche Cucinotta in campo al posto di Vasi, piccolo problema alla schiena per lui, lo vediamo in lontananza, mentre il gente più vicino è Lapiana, che va a tentare questo calcio di punizione, colpito in pieno Cavo, e allora calcio d'angolo. Torna in campo Orlando, probabilmente c'era qualcosa da sistemare per il numero 4, o probabilmente soltanto la voglia di far calciare la punizione a Lapiana. Intanto la conclusione di Ingrassia ribattuta, è ancora rimessa. Scalavino, guarda la porta, la finta ancora Scalavino, il destro sul fondo. Prova a ricominciare con Girardi il Messina, ma perde palla, allora Ingrassia, sinistro, respinge Colucci. Rischia di diventare anche difficile il racconto di questa partita. La Barbera accelera, poi l'appoggio a Orlando, ora Scalavino, ancora la Barbera, ruota anche Ingrassia che riceve adesso. Scalavino, la Barbera prova a passare in dribbling ma la perde, allora Cucinotta, il tocco per Cavo che trova il gol del 5-1.
accorcia le distanze, o quantomeno nega il clean sheet al Villaurea, il Futsal Messina. 2 minuti e 51, mentre torna Costa in campo per il Futsal Messina. La Barbera prova a far viaggiare Ingrassia, palla troppo lunga per lui. Intanto l'uscita, voto di pala e il palo colpito da Cavo. Scalavino con la traccia in verticale che non trova Orlando, poi non controlla Girardi, rimessa per il Villaurea, che naturalmente non deve commettere l'errore di staccare la spina. È vero che 4 gol di vantaggio sono tanti, però se il Messina ha dimostrato qualcosa in particolare in questi primi 24 minuti giocati, che sicuramente ha tanto orgoglio e nessuna voglia di diventare la vittima sacrificale. La Barbera, Scalavino, tocco per Orlando che prova a passare, viene fermato dall'ottimo intervento di Cavo, poi Scalavino prova a chiudere, ancora avanza però il Messina con Cucinotta che va dentro Girardi, e questa volta la spaccata decisiva di Gianluca Pala. Intanto conclusione di Cucinotta che viene ribattuta. Cavo, Girardi prova a passare, chiude bene Ingrassia, fa uscire il pallone in fallo di fondo. Scalavino prova a puntare, stezza, Scalavino destro, e ci voleva anche per risvegliare i suoi dal torpore. La giocata da parte di Paolo Scalavino, doppietta anche per lui, 6-1 per il Villaurea, che rimette le cose parzialmente a posto. E 49 giocati, tornano 5, gol di vantaggio del Villaurea che recupera palla ancora con Scalavino. Ingrassia torna al suo capitano, c'è forse un fallo a palla lontana, c'è sicuramente un fallo su Scalavino, calcio di... anzi no, il fallo fischiato è quello precedente, quindi non c'è il cumulativo, c'è il fallo su Ingrassia di qualche istante prima. Allora punizione con Scalavino e la Barbera sul pallone. C'è il tocco per Scalavino, ancora la suonata per la Barbera, Murato il suo tiro, rimessa per Muratore che appena entrato in campo. La Barbera, Scalavino, Muratore, la Barbera cerca in profondità Scalavino e lo trova. Ora Scalavino, tocco indietro per Ingrassia che gioca da ultimo, suolata per Muratore che dribbla, non c'è contatto falloso ai suoi danni da parte di Cucinotta. Allora si riparte con una rimessa. Cucinotta, questa volta è Muratore a travestirsi nella parte dell'aggressore a portare via palla. Scalavino prova a puntare, Cavo, Ingrassia, Muratore scarica alla Barbera, poi Scalavino controlla un perfetto, si rifà col tocco per Ingrassia, ancora Scalavino,
La Barbera viene incontro, suolata, tocco per Ingrassia, non si chiude il triangolo, poi perde però ancora palla il Messina sulla pressione. Muratore la tiene con calma. Dietro per Scalavino, ancora Muratore, ora Ingrassia. Ingrassia prova ad andare in 1 contro 1, non vede spazio, allora torna indietro. Torna a palleggiare in modalità safe il Villaurea. Qui Scalavino con spazio, la palla però esce, allora rimessa per gli ospiti. Tanto è tornato in campo Barbagallo, riceve proprio lui il pallone ma sbaglia il controllo. 8 minuti e 44 giocati, il punteggio di 6-1, lo vedete in grafica. Ricordo primo tempo tutto sul 5-0, poi il gol di Capo a cui ha fatto seguito la rete di Scalavino per la doppietta personale, 2 anche per la Piana fin qui. Intanto attenzione, si butta allo spazio Muratore, perde il primo contrasto, non il secondo, alla fine perde il terzo che è quello decisivo, quello risolutivo. Rimessa Messina con Barbagallo che gioca per Colucci. Colucci la porta su Barbagallo. Colucci, Barbagallo, tocco per Colucci ancora, gira palla il Messina, palla persa. Intanto palla recuperata da Barbagallo che rischia di andarsi a chiudere in un vicolo cieco, poi finta di colpo, non sappiamo quanto voluta su Ingrassia, che alla fine gli mette il pallone in fallo laterale. 8 minuti 10 secondi. Basi, tocco per Cavo, costretto a metterla fuori con il tacco. Intanto c'è un'ammonizione per il signor D'Urso, che è dirigente accompagnatore del Futsal Messina. Ammonizione probabilmente gratuita, visto anche il minutaggio, visto anche il punteggio. 8 minuti e mezzo giocati, 6-1. Intanto Minnone prova a far passare ma non ci riesce, allora attenzione al tentativo di ripartenza del Messina. Cavo anticipa pala, mette fuori. Tanto torna Perna al posto proprio di Scalavino. Sono Perna, Minnone, Ingrassia e Muratore davanti a pala adesso per il Villaurea. Minnone fa viaggiare proprio Muratore, Perna si muove in profondità, Muratore va al tiro, Murato la cucinotta, Perna stezza, passaggio facilmente intercettabile da Vasi che prova ad andare, Vasi tanto un avversario, il tocco per Barbagallo, poi chiude Minnone con una grande diagonale. Poi Graziano arriva sul pallone e recupera ancora il Messina. Barbagallo prova ad andare da solo, poi cambia fronte molto bene, serve Cucinotta, pala, protegge il suo palo e lancia subito. Ingrassia controlla a seguire, Ingrassia sempre sul sinistro, prova a passare, viene fermato, arriva Perna con un contrasto che stava per diventare un tiro. Un po' di frenesia in questa mini porzione di partita. Cucinotta prova a passare, lo ferma,
senza commettere fallo Minnone, allora è rimessa per gli uomini di speciale, quando abbiamo ormai scavallato la metà del secondo tempo, ultimi 10 in corso. Entra Guglielmini un po' in anticipo rispetto a quanto accaduto nel primo tempo. La battuta lunga, controlla Perna che poi cade, Guglielmini vince il rimpallo, la palla va fuori, l'ultimo tocco è il suo. Cucinotta prova a passare in mezzo a due, lo scontro con Perna, regolare. Guglielmini. Muratore per Minnone. Perna. Tira palla. Villaurea, poi non si capisce, Perna con Muratore, la palla viene spazzata via da Barbagallo. Guglielmini. Muratore. Perna. Doveva andare in profondità Guglielmini, Perna allora guadagna campo, ancora Perna, fermato da Vasi in fallo laterale. 8:40 sul cronometro. Minnone. Muratore per Perna. Squadra con più brevi linee in campo in questo momento per il Villaurea. Guglielmini prova a passare, non ci riesce per l'ottima copertura dell'altro. 11 in campo, però sia Barbagallo. Minnone. Tocco indietro, Muratore, Guglielmini. Perna. Cerca e trova Muratore, prova ad andare Muratore, vince il rimpallo, vince anche il secondo, poi resiste a Vasi. Anche da qui si vede la superiorità del Villaurea, che in questo caso non riesce con Guglielmini a controllare un pallone in buona posizione. Intanto torna Lisitano nel Messina, che qui perde palla. Perna prova a farla passare con il tunnel di suola, modo per liberarsi del pallone. Alla fine guadagna fallo laterale con Perna che tocca per Minnone, suolata su Perna. Muratore, Minnone non la tiene. Torna la Piana e adesso attacca con Colucci anche il Messina. Vasi, si è liberato lo spazio per Barbagallo che calcia, doppio palo di Vasi. Attenzione perché la porta è vuota, calcia Minnone, la palla si perde fuori. Qui sfortunato il Messina con il doppio palo colpito da Barbagallo, un po' distratto il Villaurea in quella situazione con il quinto uomo. Vasi. Cucinotta, ancora Vasi. L'imbucata per Cucinotta, tocco morbido, 6-2. C'è gloria anche per Cucinotta, allora cambia di nuovo il punteggio, torna a -4 il Messina, 6 minuti e 46 da giocare. Torna la Barbera in campo al posto di Perna, la Barbera con la Piana, Muratore e Guglielmini, anzi Minnone e Guglielmini. Eccolo Guglielmini, va a passare, fermato col fallo. Quarto fallo commesso dal Messina. Ripeto quanto detto nel primo tempo, che era molto corretta, molto tranquilla.
falli derivati tutti da contrasti di gioco senza cattiveria. Guglielmini, la piana, si è sganciato Guglielmini, la palla è per lui che colpisce il palo. Poi la piana con la spallata riesce ad avere la meglio sull'avversario. Occhio però a Barbagallo, fermato col fallo da la Barbera, giallo per la Barbera. E calcio di punizione per il Messina, sicuramente un altro Messina rispetto al primo tempo. Questo è poco ma è sicuro. Occhio alla punizione, dunque Cucinotta, 6:07 da giocare. Cucinotta cerca Barbagallo, si oppone, la piana e mette in angolo. Tornano in 5 ad attaccare gli ospiti. Vasi, Cucinotta, ancora Vasi. Palla in profondità per Cucinotta che non riesce a correggere verso la porta, rimette subito in gioco il Villaurea con la piana che di fretta sembra non averne. Ancora la piana, la Barbera, scucchiaia per la piana, si sgancia Minnone, la palla è per lui, Minnone fermato da Lisitano, angolo Villaurea. Angolo che verrà battuto da la piana. La Barbera da ultimo. Ancora la piana, lo schema con la piana che prova ad andare di sola, viene fermato però. Cucinotta. Corre il numero 4. Tocco per Barbagallo che va di punta. L'occhio della Barbera. In rimessa laterale. 5:05 da giocare. Serve un pallone. Pallone che arriva. Barbagallo, rimessa per Vasi. Tornano ad attaccare in 5 gli ospiti. Cucinotta in verticale, Barbagallo si oppone sul primo palo Pala. E allora attenzione alla ripartenza. Minnone per la piana che restituisce. Minnone sul sinistro, ha respinto forse Colucci. C'è la Barbera che dribbla, destro incrociare, palla fuori. E con un briciolo di pazienza in più avrebbe potuto anche servire sul secondo palo la piana. Qui intanto attenzione al recupero ancora, eccolo la piana. La piana, serie di finte, ricomincia dalla Barbera. La Barbera guarda la porta, poi scarica a Minnone. Qui la Barbera però a far passare ma non trova la luce giusta. Arriva Pala con l'uscita. Poi Pala per Minnone, controllo, cerca di girarla, guadagna un fallo laterale. Con ancora 4 minuti e 14 secondi sul cronometro, un po' più spezzettato il secondo tempo rispetto al primo, può starci ovviamente. Pecoraro appena entrato per Guglielmini, terza, scarica sulla Barbera. Minnone riesce a passare su Vasi, poi va dentro, non ci arriva la piana che era andato praticamente a ridosso della linea di porta. Intanto minuti anche per Ali Brandi, classe 2007 del Messina. 2007 sono anche Girardi e Lisitano, una squadra molto giovane. Intanto la palla non ha toccato il tetto, non ci ha creduto la piana che poi recupera. Pecoraro qui viene fermato proprio da Ali Brandi. Ragazzi che potrebbero, anzi giocano nel campionato allievi regionali, prestati in questo caso al mister Interdonato per
questa trasferta palermitana, trasferta che non sta andando per nulla, mentre qui intanto conclusione di Basi che finisce fuori. Dicevo trasferta che non sta andando per nulla, ma quella della prima squadra che era riuscita a tornare da Palermo, dal Pala Don Bosco, con un pareggio in quella che era la seconda giornata del girone H del campionato di Serie B nazionale. Torna ad attaccare in 5 il Messina. Cucinotta prova a passare, viene fermato dalla Barbera, arriva Pala con l'uscita. Pala con la palla fiondata, intercettata da Basi, poi arriva Pecoraro che passa. Pecoraro in 2 contro 1, Pecoraro va dentro, La Piana! Arriva adesso la tripletta per Cristian La Piana e la rete del 7-2 e torna a primeggiare nello score di squadra il numero 5. La Piana che era stato agganciato in questo secondo tempo da Scalavino, aggancio durato fino allo scoccare del minuto 17 e 16 secondi, con la rete della tripletta, la rete del 7-2. Il Laurea che dunque chiude con i fuochi d'artificio questa partita, qui intanto conclusione che si perde fuori da parte di Barbagallo, che adesso lascia il posto a Ciraolo, altro debutto in partita, mentre è tornato Orlando nel Villaurea con la Barbera, La Piana e Pecoraro. Qui la palla è uscita, rimessa Messina, qui ingenuità da parte di Ciraolo, perché poteva tranquillamente lasciarla scorrere. Qui si gira Orlando, subisce il fallo di Cucinotta, l'arbitro lascia inspiegabilmente giocare, poi rimessa guadagnata dal Villaurea con la Barbera. La Piana scambia con la Barbera l'uscita di Colucci in 2 tempi, mentre siamo entrati negli ultimi 2 minuti di partita, con la Barbera che respinge il servizio di Vasi. Torna anche Guglielmini per questi ultimi 107 secondi di partita. Proverà sicuramente a chiudere con orgoglio il Messina, qui perde una brutta palla. Pecoraro, serie di finte ancora, Pecoraro cerca una giocata di troppo, arriva Orlando a dargli una mano, sempre Pecoraro a recuperare, dribbling ad ottimo uomo, poi ancora la giocata, si continua a giocare, anzi no, fallo di Alibrandi. Quinto fallo commesso dal Messina a 87 secondi dalla fine. La Piana in verticale, Guglielmini lo trova, il gol dell'8-2, gioia personale anche per il numero 11 di Mister Speciale. Diventano 8 gol del Villaurea. Quando mancano 75 secondi alla fine, intanto ancora Guglielmini che recupera palla, resiste ad una carica. Guglielmini, forse la doppietta più veloce della sua storia, è la doppietta che porta il passivo per il Messina sull'8-2, sul 9-2 scusate, in 12 secondi i 2 gol di Salvo Guglielmini, mentre inizia l'ultimo minuto di gioco. Messina con in campo anche Corrieri con la maglia numero 6. Guglielmini, servizio per La Piana, chiude Colucci, letteralmente l'ultimo a mollare il portiere del Messina. In quella che è stata senza mezzi termini una partita con pochissima storia. Il Laurea che si è portato sul 5-0 a fine primo tempo, poi ha subito qualche timido accenno di reazione da parte del Messina, poi ha rimesso subito le cose in chiaro.
Pecoraro. Vediamo se prova a chiudere in doppia cifra il Villaurea. Pecoraro colpisce la struttura della porta, palla fuori. 26 secondi alla fine, ormai countdown quasi esaurito per il Villaurea. Ali Brandi, chiuso dalla Piana, contrasto duro ma regolare. Colucci con quello che dovrebbe essere l'ultimo pallone della partita, anzi no, perché Colucci lo manda direttamente fuori con 12 secondi da giocare. Villaurea che ormai, possiamo dirlo, porta a casa un'altra vittoria, lo fa con un punteggio largo come ci ha spesso abituato a fare. Finisce la partita con la Piana che congela il pallone, finisce 9-2 per il Villaurea contro il Messina Futsal. Riassumiamo il tabellino dei marcatori: tripletta per la Piana, doppiette per Scalavino e nel finale anche per Guglielmini. Assegno anche Ingrassia e Muratore per un Villaurea che continua a viaggiare a punteggio pieno nel girone V del campionato nazionale Juniores Under 19. Un ringraziamento a voi che ci avete seguito, un saluto dalla redazione di Sportisili e alla prossima!